Partiamo, dai, cheese! Un'opera pubblica integrata che coniuga differenti esigenze della cittadinanza, gli aspetti commerciali con i posti auto e gli aspetti ludici con il parco giochi e l'area attrezzata. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione e finanziato con fondi comunali, che ha avuto un lungo iter, iniziato con l'ex sindaco, ora assessore Gabriele Tossarello e concluso con l'attuale primo cittadino Giovanni Dondero. Questo è un progetto di grande portata, cioè un progetto che parte da più di 5 anni fa, quindi un percorso anche amministrativo complicato, con la volontà di innanzitutto dare uno sviluppo alla frazione di Gattona, principalmente votata al commercio. Tant'è vero che un po' la carenza dei parcheggi era una delle esigenze che la frazione di Gattona aveva manifestato, quindi siamo riusciti a creare un'area polivalente, perché è un'area pubblica dotata di parcheggi, dotata di un'area sportiva come quella di un campetto multisport legato sia alla pallavolo, calcio e pallacanestro, e poi abbiamo anche un'area ricreativa che consente poi di vivere il fiume, perché è anche attrezzata con area picnic e con una possibilità di scendere e visitare la cascata proprio nel fiume, quindi riportando anche una connotazione che quest'area qua aveva molte decine di anni fa. Credo che ci deve essere un'attenzione integrata in tutte le opere pubbliche a quelli che possono essere proprio progetti di aree urbane che riescono a coniugare diversi quadri esigenziali.